Agrigento domani sera, sabato 10 luglio, nella Valle dei Templi al Tempio di Giunone, alle ore 21, ad ingresso gratuito si svolgerà la cerimonia di consegna della quinta edizione del premio Carchinos. Ecco l'elenco delle eccellenze agrigentine scelte come vincitori. Imprenditoria, Massimiliano Lumia; cinema, Leandro Picarella; arte, Salvatore Rizzuti; medicina, Giovanni Alongi; musica, Fausto Savatteri; giornalismo, Carmelo Sardo; legalità, Marcello Viola; sport, Gabriele Di Trapani; premio speciale a Filippo Dispenza. Poi, per le menzioni speciali, solidarietà, Associazione Animalista Aronne; poesia, Gloria Riggio; spettacolo, Claudia Iacono; in arte, Ibla. Ascoltiamo adesso in proposito Carmelo Cantone, direttore artistico e patron del premio Carchinos, e poi Francesco Novara, presidente dell'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari, che promuove la Kermesse. Ad Agrigento domani sera, sabato alle ore 21, al Tempio di Giunone, l'edizione 2021 del premio Carchinos, che riconosce le eccellenze agrigentine. Il patron del premio Carchinos, Carmelo Cantone. Un'edizione che si preannuncia già straordinaria. Già di per sé Carchinos premia le eccellenze, quindi qualcosa di eccezionale, di eccellente, ma quest'anno credo che siamo volati veramente alto, con una giuria d'eccezione, con una giuria di qualità che ha scelto 9 nomi eccellenti. E quella è la chicca che si è aggiunta, che ci sarà un parterre di ospiti veramente di altissimo livello. Hanno dato la loro adesione domani sera alla Valle dei Templi le massime autorità provinciali e regionali, e questo ci onora la gratificazione a un buon lavoro che tutti insieme svolgiamo per un anno intero, e che proprio domani sera alle 21 alla Valle dei Templi vedrà il suo messaggio, ancora una volta uscire da quelle colonne, da quella valle magica, quel messaggio di positività che Agrigento vuole mandare con Carchinos 2021. Il presidente dell'Associazione Antiche Tradizioni Popolari, Francesco Novara. Sì, quest'anno un'edizione veramente straordinaria. Il team Carchinos ha fatto un lavoro veramente grandioso nell'organizzazione della serata finale, che sarà caratterizzata sia dai momenti relativi alla premiazione, sia da momenti di spettacolo e di cultura, che arricchiranno la serata già molto ricca di tante piccole e belle sorprese.